Nell'anno più caldo di sempre, il 2015 naturalmente, l'agroalimentare veneto si è praticamente trovato sull'ottovolante. Se da un lato ci sono le ottime performance del vino e dell'esportazione e si registra un deficit della bilancia commerciale dimezzato, ci sono anche un leggero calo del prodotto agricolo lordo, mentre triplica la produzione del frumento duro, cresce l'occupazione dipendente ma diminuisce quella indipendente. Dati che sono stati presentati in Corte Benedettina a Legnaro, nel Padovano, dall'assessore all'agricoltura del Veneto. Soprattutto una primavera molto calda e poi anche con delle punte di caldo durante l'estate ha influenzato molto le produzioni soprattutto dei cereali e della soia in particolare, soprattutto in quelle zone in cui non c'è la presenza di un'irrigazione costante. D'altro canto il clima buono invece per altri prodotti ha fatto molto bene, quindi meno malattie in generale attualmente nelle produzioni e soprattutto per la vite è stato un anno di grande produzione, di quantità e di qualità. Sta bene l'export e lei ci tiene a sottolineare il fatto che c'è questa vicinanza a chi apre una nuova attività, i giovani che poi insomma rientrano in un range abbastanza largo. Sì, andiamo bene qui i dati dell'Expo, dell'agroalimentare in particolare, abbiamo 5 miliardi e 7 di Expo, ricordo che l'agricoltura del Veneto ha 61.000 addetti e che comunque per altri 5 miliardi di produzione e mezzo di produzione agricole. Il settore vitivinicolo con 1 miliardo e 7 e quindi sicuramente se andiamo a vedere l'indotto dell'agricoltura diamo a questo Veneto non dico un quarto ma quasi del prodotto interno lordo. Se le chiedesse un consiglio, magari un giovane imprenditore che potesse avere accesso tra l'altro alle risorse di cui abbiamo sentito parlare anche attraverso le parole dell'assessore, cosa è meglio orientarsi e cosa è meglio evitare? Sì, evitare direi le culture a pieno campo, parliamo dei cereali, anche perché quelle diciamo, sono molto e saranno sempre di più soggette ai mercati, agli andamenti dei mercati internazionali. Quello di organizzare, l'importante è l'organizzazione, la gestione, avere idee, investire, lavorare non da soli ma possibilmente in rete, queste probabilmente sono le chiavi per avere diciamo, successo imprenditoriale.